E di 3 feriti, di cui uno grave, il bilancio degli incidenti stradali registrati in provincia a cavallo tra mercoledì e giovedì mattina, quest'ultimo il più problematico, avvenuto a Chirignago, lungo via Miranese, poco dopo le 6 del mattino, quando questa station wagon bianca è finita contro un platano dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto gravemente ferito. I pompieri, accorsi da Mestre, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'autista, stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in codice rosso in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, l'altro incidente con i 2 feriti, davvero miracolati, a Chioggia, mercoledì sera dopo le 23 in via Brondolo, dove il guardrail è letteralmente penetrato all'interno dell'auto dopo l'uscita di strada del mezzo, una BMW piombata contro la barriera stradale con copertura in legno. Sul posto le squadre di vigili del fuoco di Chioggia e Padova con l'autogru. I 2 feriti avrebbero riportato lesioni giudicate di media gravità.